Blitz della Guardia di Finanza di Venezia in hotel, ristoranti e negozi di via Piave Cappuccina e Can Marcello a Mestre, dopo l'intensificazione dei controlli. Le ispezioni sono state eseguite in attività gestite soprattutto da stranieri, culminate con la contestazione di varie violazioni per oltre 100.000 euro e la segnalazione dei soggetti alla Camera di Commercio. In particolare sono stati scoperti 2 lavoratori completamente in nero in un albergo gestito da extracomunitari. Sono anche emersi pagamenti in contanti nei confronti dei dipendenti, cosa non più legale, e sequestrati 13.400 pezzi tra capi di vestiario, articoli di ferramenta e bigiotteria non conformi alle disposizioni del codice del consumo. In alcuni mini market, inoltre, i militari hanno sequestrato 530 bottiglie di alcolici commercializzate senza la licenza prevista di vendita e 250 kg di alimenti tra prodotti ittici e carne in cattivo stato di conservazione. In contemporanea, i Baschi Verdi hanno intercettato in via Cappuccina 2 tunisini senza permesso di soggiorno, che sono dunque stati accompagnati presso il centro di permanenza per il rimpatrio. Infine, nel corso delle procedure di bonifica dell'area, hanno rinvenuto alcune dosi di hashish nascoste tra i cespugli e pronte per essere vendute.